Narciso Fabbro della rappresentanza sindacale unitaria come CGIL per Ideal Standard. A lui chiediamo come è andata ieri, intanto che c'era un importante incontro a Roma. Sì, guardi, per noi è stata come una mesa delusione, ma dal momento che ne abbiamo già prese tante potremmo anche dire che siamo vaccinati, invece non ci è piaciuto affatto. Perché la mancanza della presenza del Veneto è stato naturalmente un segnale che conferma, diciamo, la rottura anche nei nostri rapporti, diciamo, tra le varie fabbriche del gruppo. Questa è la conferma che siamo ancora, diciamo, al di là da venire della soluzione dei nostri problemi. Stiamo cercando passo dopo passo di trovare almeno la soluzione nell'immediato con la cassa integrazione in deroga, che doveva essere già stata firmata e non è stata firmata perché veti e controveti delle altre parti, e dopodiché adesso si chiude un anno con un'incognita per quello che inizia. Sicuramente la manifestazione di interesse da più parti è quello che almeno ci ravviva un pochettino. Poi la cassa integrazione in deroga è stata confermata al 13 di gennaio, quindi non si capiva o non si vuol capire che si poteva anche anticiparla, però tant'è, questa è la situazione. Oggi siamo qua a fare un breve, diciamo, rinfresco per ringraziare tutte le molteplici associazioni che ci hanno dato una mano negli ultimi mesi a tenere la schiena dritta, perché che se ne dica, i lavoratori stanno dimostrando una dignità che all'inizio poteva anche non sembrare scontata. Abbiamo messo in piedi un qualcosa che nel territorio non si era mai visto. Le istituzioni e tutto quello che ne consegue hanno naturalmente capito che oltre al nostro problema personale era tutto il territorio che veniva coinvolto, e tant'è che l'hanno capita che molte altre, diciamo, fabbriche ci hanno seguito in questo, diciamo, coinvolgimento. A livello politico certamente c'è magari qualcosa da recriminare, ma noi adesso dobbiamo guardare positivo e pensare che anche i politici in questo momento hanno assolutamente bisogno di rendersi conto che la gente è, diciamo, al limite. Ecco, il presidio quindi continua e bisogna mantenere molto alta la tensione anche in questo periodo. Ecco. Ma ci mancherebbe, la tensione deve essere tenuta altissima, perché basta un cedimento, noi non cederemo di un millimetro, la schiena resterà dritta e la dignità dei lavoratori resterà integra, perché il lavoro è dignità e senza la dignità non c'è libertà, che lo sappiano tutti.